qualche errore l'hanno commesso, ma i gol se vengono sempre da errori, per cui no, sono contento della prestazione perché dopo 3 giorni tenere dei ritmi ancora alti di molta intensità mi fa sempre ben sperare, sempre anche per il proseguo del campionato. Abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo trovato una squadra che non ci stava a mollare la presa e poi nel secondo tempo un po' abbiamo gestito un po' la situazione cercando anche di arrotondare il risultato, però va bene così. Ha fatto due gol di ottima fattura, belli entrambi, soprattutto quello di Drop, il primo, e il secondo quando il portiere nel rinviare palla si è trovato un po' fuori dai pali e lo ha purgato con un alto tiro forte e teso che è andato in rete, per cui sono contento per il ragazzo perché almeno dallo scorso anno quando era con me ha provato tante volte a cercare il gol e non l'ha trovato, e sono contento per il ragazzo che oggi sia venuta addirittura una doppietta. L'unica partita che abbiamo tra virgolette non giocato da Don Carlo Misilmeri è stata quella del derby con il Marineo, che non abbiamo fatto tra l'altro nemmeno una brutta partita, non abbiamo trovato il gol del pareggio, siamo rimasti in 10 dopo 4 minuti del secondo tempo. Non mi era piaciuto l'atteggiamento e soprattutto non mi era piaciuta l'aggressività che di solito noi abbiamo in campo, e lì in quella partita non l'abbiamo avuto e il Marineo ha vinto anche in un'unica occasione, ha portato la partita alla fine con l'1-0. Quella è un po' la partita che un po' mi ha fatto arrabbiare. Poi nelle altre partite abbiamo sempre giocato, anche con lo Sciacca abbiamo fatto una grande partita, abbiamo tenuto 70 minuti il pallino del gioco, abbiamo sfiorato più volte il 2-0, però ormai è tutto archiviato e adesso pensiamo a quello che è la prossima gara, che è una gara difficile di campionato, che è il Casteldaccia. Molto probabile il Sheriff verrà ceduto e allora non l'ho convocato anche per questo motivo. Per Ban diciamo che abbiamo qualche problema di tesseramento, abbiamo rifatto il biglietto, se riesce lui nel giro di poco tempo a risolvere il problema lo aspettiamo a braccia aperte, anche perché già da 2 settimane e mezzo che si allena con noi. Se nel caso in cui non riesce a farlo nel più breve tempo possibile, perché noi abbiamo bisogno, visto abbiamo 18 giocatori, 19 giocatori, di trovare ancora un attaccante che soprattutto ti dà la possibilità di dare le alternative a Ricciulli e lo stesso Tripoli, che ben venga, però lo aspettiamo, ma non possiamo aspettare tanto.